Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Baie ha interrogato nuovamente il comandante del veliero di lusso affondato a Porticello. Deve chiarire la posizione della deriva e se il portellone era aperto. Stasera momento di preghiera sul lungomare. Nell'Agrigentino spara per difendere il cugino disabile che veniva preso in giro. Colpito alla schiena, giovane di 23 anni rischia di rimanere paralizzato. Il concerto della discordia nella Valle dei Templi di Agrigento, polemiche per la spesa da 1 milione di euro stanziato dalla Regione per il volo. 2 le serate da registrare che saranno trasmesse a Natale sulla TV nazionale. Multe da 1.000 a 20.000 euro a chi abbandona rifiuti in strada a Catania. Parte la linea dura da parte della società che gestisce la raccolta. Alla ricerca della colonnina per pagare il parcheggio a Catania, procurarsi il biglietto delle strisce blu non è sempre agevole. Macchinette distanti l'una dall'altra, poco visibili. Calcio Serie B, Palermo sconfitto a Pisa 2-0 per il rosanero, il secondo KO consecutivo ed è già crisi. Calcio Serie C, il Catania non va oltre lo 0-0 a Potenza contro il Sorrento, rossazzurri senza punte e con un organico ancora da completare. Nuovo interrogatorio del comandante del Baiesan. I magistrati vogliono riscontrare quanto dichiarato dai passeggeri, in particolare sullo stato dell'imbarcazione, cioè la posizione della deriva e se il portellone era aperto. Maglio Viola. Troppe incongruenze fra le testimonianze dell'equipaggio e quelle dei superstiti, soprattutto alla luce delle immagini del robot subacqueo che ha mostrato agli inquirenti le condizioni del relitto del Baiesan affondato a Porticello prima dell'alba dello scorso lunedì. Per questo la Procura di Termini Imerese ha deciso di sentire di nuovo il comandante neozelandese della nave, James Catfield. Domande precise, quelle alle quali gli investigatori vogliono risposte, per capire ad esempio se i portelli laterali fossero aperti, quale fosse la posizione della deriva dell'imbarcazione e altri importanti dettagli tecnici. Oggi 5 dei superstiti hanno lasciato la Sicilia per tornare in Gran Bretagna. Sono rimasti all'hotel Domina Zagarella invece i membri dell'equipaggio ai quali la Procura di Termini ha chiesto appositamente di restare per essere riascoltati uno ad uno alla luce degli elementi fin qui raccolti nell'inchiesta. Dopo aver verbalizzato le nuove testimonianze, saranno 2 gli eventi clou della prossima settimana: gli incarichi ai periti per eseguire le autopsie sui corpi delle 7 vittime, che saranno probabilmente accompagnati dall'emissione dei primi avvisi di garanzia, e l'analisi dei piani di recupero del relitto che verranno presentati dalla società armatrice della nave, che si occuperà anche economicamente del recupero. Grande attenzione ai temi ambientali, visto che nei serbatoi ci sono ancora 18.000 litri di gasolio. Le modalità di recupero dovranno essere concordate e approvate da Capitaneria di Porto, Autorità Portuale e Procura. Per 200 metri intorno all'area dell'affondamento infine è stato istituito il divieto di navigazione e di avvicinamento anche a sub e bagnanti. Per completare, una commemorazione e un momento di preghiera per le vittime del naufragio è stato organizzato per stasera sul lungomare di Porticello. Vi partecipano abitanti, villeggianti, pescatori, forze dell'ordine e soccorritori. Il naufragio del Baiesan ha messo in evidenza la necessità di investire sui nuclei specializzati dei Vigili del Fuoco, come appunto i sommozzatori che sono entrati in azione a Porticello. La denuncia del sindacato. Ricordiamo che negli anni questa organizzazione sindacale ha denunciato più volte come in Sicilia c'è necessità di avere 2 nuclei sommozzatori completi e di avere delle sezioni navali con ripristino dell'organico, perché stanno andando in via di esaurimento e di estinzione. Si rischia di non avere più un soccorso tecnico urgente in mare. Questo è quello che sta accadendo. Ricordiamo già interventi simili come la Costa Concordia, come il recupero nelle acque di Lampedusa purtroppo dei naufragati. I vigili del fuoco quotidianamente operano e fanno questa tipologia di interventi, pertanto non è una novità che facciamo immersioni simili, che si facciano degli interventi simili. Vogliamo rispetto e tutela per una categoria che è veramente martoriata, osannata e poi dimenticata. Nell'Agrigentino un 29enne è stato arrestato per tentato omicidio. Avrebbe sparato durante una lite ad un compaesano perché prendeva in giro un cugino disabile. La giovane vittima del ferimento adesso rischia di restare paraplegico. Emanuela Corsi.
Gli sfotò, poi la lite e infine lo sparo per difendere il cugino disabile che veniva deriso. Sarebbe questo il movente del tentato omicidio avvenuto questa mattina a Ioppolo Giancaxio, nell'Agrigentino. A premere il grilletto Francesco Russo, un commerciante 29enne incensurato che è stato arrestato e portato in carcere. Il ferito, un giovane di 23 anni, rischia invece di restare paraplegico. La lite è scoppiata poco prima dell'alba in piazza Kennedy, davanti al bar panificio di proprietà di Russo. Quest'ultimo avrebbe raccontato ai carabinieri di essersi recato a casa della zia per prendere la pistola, poi sarebbe tornato indietro cercando il concittadino che più volte avrebbe preso in giro il cugino disabile. Ci sarebbe stata una zuffa, durante la quale il 29enne è stato colpito con un calcio in pieno volto. A distanza ravvicinata, poi Russo avrebbe esploso un colpo di pistola all'addome della vittima. Ai militari ha fatto trovare pure l'arma, una pistola a tamburo calibro 44 con matricola a brasa, che aveva un altro colpo in canna. La procura e i carabinieri hanno interrogato il 29enne, dato che quanto dichiarato nell'immediatezza dei fatti non può essere utilizzato al processo, ma Russo in presenza dei legali si è avvalso della facoltà di non rispondere. La vittima invece è ricoverata all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Le sue condizioni sono gravissime. Il proiettile gli avrebbe attraversato il polmone, andandosi a conficcare a metà della colonna vertebrale, danneggiando il midollo spinale. Traffico in aumento anche in Sicilia per il rientro dalle vacanze. Nel Ragusano si è registrato un grave incidente. Un'automobile ha investito ieri sera un monopattino lungo la strada tra Vittoria e Scoglitti. Morti dopo il trasporto in ospedale i 2 giovani tunisini che, contrariamente a quanto previsto dalla legge, erano sul veicolo a 2 ruote. La sicurezza come costo aggiuntivo, pagano anche questo i migranti. In alcuni casi le traversate si svolgono con la scorta di gommoni o di droni, un modo per garantire maggiore sicurezza alle persone disposte a pagare di più il servizio aggiuntivi. 22 siriani ed egiziani soccorsi hanno raccontato di aver pagato fino a 6.700 euro. Per la stessa cifra altri hanno riferito di essere stati accompagnati da una nave madre prima di essere trasbordati su un gommone. Intanto salgono a 6 con un totale di 210 persone gli approdi di oggi a Lampedusa. Il Volo registrerà 2 concerti ad Agrigento che nel 2025 sarà capitale italiana della cultura. Lo spettacolo sarà trasmesso a Natale sulla TV nazionale, un'operazione da oltre 1 milione di euro finanziata in gran parte dalla regione siciliana ed è polemica. Luca Ciliberti. Costerà 1,2 milioni di euro, 900 da parte della regione siciliana, 300 da parte del governo nazionale, e la Valle dei Templi rimarrà chiusa per 2 giorni, il 31 agosto e il 1 settembre. La polemica per il concerto natalizio del Volo, che andrà in onda sulle reti Mediaset per la notte di Natale e sull'emittente pubblica televisiva statunitense PBS, è diventata anche oggetto di scontro politico. La critica che ho sollevato verso il concerto del Volo non è fine a se stessa, è semplice. In un momento storico in cui ad Agrigento manca persino l'acqua, cosa fa la regione siciliana? Pensa di spendere 1 milione di euro per un concerto che, con tutto rispetto per il Volo, dovrebbe promuovere Agrigento capitale della cultura. Per promuovere Agrigento capitale della cultura bisogna fornire a quella città gli strumenti necessari per una città normale. Nei giorni scorsi la regione ha reso noto l'iniziativa che ha lo scopo di lanciare nel mondo Agrigento capitale della cultura 2025. Per tutelare l'importante patrimonio archeologico del sito sono stati autorizzati al massimo 600 posti a sedere a sera, un concetto che ha suscitato clamore anche perché è stato richiesto di indossare abiti non estivi proprio perché lo spettacolo andrà in onda a fine anno. Un'inversione di rotta a partire anche dalla congruità dei costi e dalla modalità di affidamento, che anche in questo caso è fatta tutto con affidamento diretto senza gara pubblica. Ecco, ancora una volta si scrive una pagina triste per la Sicilia. Respinge le accuse il presidente della regione Renato Schifani e prova a spegnere le polemiche invece il sindaco di Agrigento. Relativamente alle polemiche sul concerto del Volo, posso affermare che appaiono sterili e strumentali, alimentate da chi evidentemente non ha a cuore il bene e lo sviluppo della nostra terra e con ogni probabilità sono anche sollevate da meri fini elettorali. Invece di fare polemica sarebbe opportuno infatti riconoscere l'altissimo valore culturale dell'evento in programma, che rappresenta un'occasione unica per la promozione turistica della Valle dei Templi, di Agrigento capitale italiana della cultura 2025 e dell'intero territorio siciliano. Multe fino a 20.000 euro per chi abbandona spazzatura per strada. Partirà dal quartiere San Cristoforo la linea dura da parte della società che gestisce la raccolta dei rifiuti. Ci dice tutto Desiree Ferlito.
Divieto di abbandono rifiuti e telecamera in bella vista. Più chiaro di così non si può. E poi multe da 1.000 a 20.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi. Qui siamo a San Cristoforo, a Catania, dove nella notte tra venerdì e sabato la Gema ha avviato un piano straordinario per rimuovere le microdiscariche e evitare i rischi per l'igiene. L'obiettivo è abituare i cittadini a conferire correttamente i rifiuti. Le videocamere installate servono a ricordarlo costantemente. Le multe salatissime come ulteriore deterrente. Da notare che il conferimento in discarica dei rifiuti non differenziati costa alla comunità 380 euro a tonnellata, costo che grava sul calcolo della Tari, a Catania tra le più alte di tutta Italia. A incidere poi sull'immagine della nostra città le strade ancora sporche di cenere vulcanica. A 10 giorni dalle ultime missioni, molti quartieri sono ancora strapieni di terra. La Gema ha in programma un'altra settimana di pulizia straordinaria. Parcheggi blu, la sosta a pagamento, un servizio utile e necessario, ma a Catania non sempre le colonnine per pagare il biglietto sono ben visibili o adeguatamente vicine allo stallo. Sentiamo Orazio Longo. A volte c'è il cartello, ma non c'è la colonnina. Altre volte, per contrappasso, c'è la colonnina, ma non c'è il cartello. E quando ci sono entrambi, sono un po' lontani da dove hai parcheggiato. Qui siamo in via San Giuliano, abbiamo appena parcheggiato la macchina, cerchiamo una colonnina dove poter pagare il biglietto. Dall'incrocio con via Ventimiglia fino a piazza Teatro Massimo non ci sono colonnine per pagare il biglietto blu. Il segnale poi lo ritroviamo all'inizio di via Coppola, ma la colonnina valla a cercare. Più avanti, oltre via Etnea, c'è da farsi una bella salita per raggiungere l'installazione in via Santa Maddalena, e questa è via Manzoni, dove c'è una sola colonnina a inizio di strada. L'abbiamo trovata, adesso facciamo il biglietto e poi torniamo dove abbiamo parcheggiato, cioè là sotto. Di esempi se ne potrebbero fare altri, ma non vuole essere una polemica. Va detto infatti che le colonnine funzionano, accettano regolarmente monete e anche carte di credito e sono anche abbastanza intuitive nel loro utilizzo. Quello che si vuole far notare è che di giorno per il caldo, di sera per la poca luce. A proposito, le strisce blu in molte zone sono quasi invisibili, del tutto cancellate. È capitato non raramente di vedere cittadini spaesati nel cercare la colonnina per pagare il parcheggio. Forse sarebbe il caso di segnalarle meglio e magari di metterne qualcuna in più. Pagare per un servizio non è purtroppo sport nazionale, da nord a sud, e se manca pure l'incentivo della comodità, che sia Catania, Palermo, Trapani, Messina e chissà dove ancora, il rischio è di trovare auto parcheggiate così, giusto per togliersi il pensiero. Al carcere Ucciardone di Palermo un detenuto ha cercato di togliersi la vita provocandosi gravi ferite al collo e alle braccia. Sono stati gli agenti di guardia a prestare i primi soccorsi in attesa dell'arrivo del personale medico, salvando in extremis la vita al detenuto. Dopo il boom di presenze a Ferragosto, anche in quest'ultima settimana del mese sono state prese d'assalto tante spiagge, in particolare quelle della costa ragusana e siracusana. Sentiamo Veronica Barbarino. Ombrellone e lettini in riva al mare o in spiaggia libera con un telo sulla sabbia. Dopo il boom di presenze a Ferragosto, il trend non sembra placarsi. Complici le calde temperature e l'afa che non esitano ad abbassarsi. E anche nell'ultima settimana di Ferragosto le spiagge vengono prese d'assalto. Lungo la costa ragusana e siracusana, turisti autoctoni scelgono la sabbia dorata e le acque cristalline per rigenerarsi e godere degli ultimi giorni di vacanza prima del rientro in città. Ampia la scelta dei luoghi in cui rilassarsi nelle due province con il maggior numero di bandiere blu e verdi che sventolano sulle spiagge, testimonianza della qualità e della sicurezza del loro mare, ideale per le famiglie con bambini. Ma le vacanze per molti turisti ancora devono incominciare. In tendenza già negli anni passati è prevista in forte crescita per il 2024 la scelta di settembre come mese ideale per staccare la spina. Con il sole ancora alto e caldo, meno caos e tariffe più convenienti, il mese alle porte si afferma come una vera e propria alta stagione per il turismo. La pioggia degli ultimi giorni non ha attenuato l'emergenza idrica. Nelle prossime settimane potrebbe scattare il razionamento, soprattutto a Palermo.
Nonostante le copiose piogge degli ultimi giorni, la situazione degli invasi in Sicilia e in particolare a Palermo e provincia non migliora e il conto alla rovescia è già cominciato. Non per il 31 dicembre, data profetizzata per la fine delle risorse idriche, ma per il 12 settembre, l'inizio delle scuole. La situazione è decisamente critica e le piogge che hanno interessato la nostra isola nei primi giorni della settimana non hanno attenuato l'emergenza. Ecco allora che nella cabina di regia che gestisce l'emergenza idrica si torna a parlare di razionamento delle risorse, ma sottovoce, perché ai piani alti della regione questa parola non piace proprio. Se ci focalizziamo solo su Palermo, servono 3.000 litri al secondo per la città e la provincia, 750 provengono dai pozzi, 850 dalle sorgenti, 1.300 dagli invasi, 100 dai fiumi. La sorgente distillato, che ordinariamente riesce a dare 800 litri al secondo, oggi ne dà circa la metà e potrebbe scendere ancora. Se dovesse calare ulteriormente la disponibilità dagli invasi, la rete di distribuzione di Palermo potrebbe non riuscire ad andare completamente in pressione e lasciare pezzi di quartiere a secco, soprattutto in periferia. Ma anche nelle altre città siciliane non va meglio, come ad Agrigento e Trapani. Sarà un settembre decisivo, soprattutto per le linee che il governo adotterà per fronteggiare quella che ormai è l'emergenza dell'anno. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con altre notizie. In programma stasera a Sant'Alfio la 42esima targa d'argento Castagno dei 100 cavalli, un riconoscimento che celebra la sicilianità nel mondo. 3 premiati di quest'anno: Francesco Moser, icona del ciclismo italiano. A presentare la serata Adriana Volpe e Ruggero Sardo. E a Marina di Modica c'è Edoardo Bennato con il suo rock travolgente che racconterà i suoi più grandi successi e porterà anche i nuovi brani. Simona Mazzone. Seconda stella a destra, questo è il cammino, e poi dritto fino al mattino, poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è. 78 anni compiuti il mese scorso, di cui oltre 50 trascorsi sul palco a raccontare la storia del rock italiano. Sbarca questa sera a Marina di Modica all'Auditorium Mediterraneo Edoardo Bennato con la sua formazione storica B-Band. Musicista poliedrico da sempre sulla scena con i suoi tele, tra brani storici e nuove canzoni tratte dal suo ultimo album Non c'è, che li farà immergere in una favola moderna. Ogni favola è un giorno che si fa con il tempo ed è vero soltanto a metà. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva per parlare della sconfitta del Palermo e del pareggio del Catania col Sorrento. A tra poco. Siamo al calcio con il Palermo, secondo KO consecutivo, ed è già crisi per i rosanero. Marco Gullà. 2 partite di campionato, 2 sconfitte, 0 punti, 3 reti subite, nessun gol fatto. Se non è un inizio drammatico, ci siamo comunque molto vicini. Il Palermo perde anche alla seconda gara di campionato all'Arena Garibaldi. Il Pisa vince meritatamente 2-0 e mette a nudo i limiti del nuovo Palermo, o forse verrebbe da dire del vecchio Palermo, perché la squadra, nonostante il cambio di guida tecnica e i nuovi innesti, è decisamente somigliante a quella della passata stagione. Il Palermo è sfilacciato, senza idee, con un gioco balbettante e con un attacco spuntato. Non poteva iniziare peggio il campionato dei siciliani. Anche ieri a Pisa il solito pasticcio difensivo ha regalato gol agli avversari. Il match si sblocca al sesto quando l'Eris vince il contrasto con Pierozzi e Crossa. Nedelciaru la mette incredibilmente nella sua porta. 1-0 Pisa. 4 minuti dopo, subito chance per il raddoppio dei nerazzurri che colpiscono una traversa con Caracciolo. Il Palermo reagisce al 18° con Ranocchia, tiro dal limite dell'area dal 10 rosa che si spegne di
di poco a lato. Poi alla mezz'ora Di Francesco riesce goffamente ad anticipare Saric per quello che poteva essere il gol del pareggio. Ripresa dentro Vasic, Nedelčaru si fa male, entra anche Peda, Brunori va ad un passo dal gol del pareggio, ma sempre fa un miracolo. Il Pisa gioca di rimessa e trova in contropiede il sigillo del 2-0 con Bonfanti, bravo e freddo sotto porta a battere Desplanche. Nel finale di match i rosaneri hanno un paio di occasioni per riaprirla, ma Brunori ed Henry non riescono a segnare. Finisce 2-0, Palermo bocciato anche alla seconda, e martedì nel turno infrasettimanale siciliani allo Zini contro la Cremonese. Esordio in campionato con un pareggio per il Catania col Sorrento, è necessario sbloccare il mercato in entrata. Marco Carli. Un punto di partenza. Il campionato del Catania si apre con lo 0-0 di Potenza contro il Sorrento e di quello che si è visto in campo c'è da essere soddisfatti. Come col Crotone, nonostante gli uomini contati, i rossazzurri hanno mostrato carattere e anche qualità. Hanno avuto un approccio, un atteggiamento giusto all'inizio di gara, potevamo sfruttare meglio un paio di situazioni che il primo tempo le avevamo create anche con qualità. Dobbiamo mettere più energia, più cattiveria negli ultimi 16 metri, però per come siamo arrivati oggi la squadra ha dato il massimo. La partita si legge nel primo tempo volitivo con 3 occasioni costruite e nella ripresa di gestione anche di calo fisico, ma i rischi occorsi sono stati contenuti. Beters compie un solo intervento, seppur importante, su Musso. Non prendere gol è fondamentale, ci lavoriamo tanto sulla fase difensiva, quindi riusciamo a lavorare bene di reparto, essere forti sull'uomo, cercare di dare meno spazio possibile agli attaccanti. Adesso c'è la fase cruciale del mercato, paletti economici o meno, la squadra va completata. È normale che bisogna migliorare, fare qualcosa di diverso in questi 10 giorni, 7 giorni di mercato, che la situazione possa cambiare. Il sorriso c'è comunque, ma resta un sorriso a denti stretti. È importante anche il sorriso con cui si affronta questo momento. Negli ultimi 2 anni le prime due partite ho perse, le prime partite, quindi già aver fatto una prestazione del genere, il sorriso viene da quello, non da altro. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.